il puntuale è fondamentale, è fondamentale. Quanti sono i parti veramente pericolosi, a rischio? È vero, ce ne sono, ci sarà anche una riduzione della mortalità durante il parto, ma la donna che deve passare e farsi 50 km, 30 km per andare a partorire, ma qualcuno l'ha interpellata? L'ospedale di Portogruaro sta aprendo le braccia dicendo venite tranquillamente da me, che hanno 200 parti. Ma allora, 200 parti, i gettonisti vanno bene, vanno male? Qualcuno me lo deve dire, perché oltre confine 200 parti vanno bene e i gettonisti vanno bene e da questa parte 500 parti come San Vito non vanno bene e i gettonisti non vanno bene? I punti nascita non vengono chiusi da Federica Riccardi, ma vengono chiusi su richiesta e su indicazione della struttura tecnica. Però la firma finale primaria, è sempre della politica, della sempre primaria, che deve prendere della le sue primaria, responsabilità, può o del rigettare, primario può delle dire divaricazioni, non concordo. che dice io non ho le condizioni e non riesco a assicurare Io ti metto le condizioni allora. per garantire Bene, ti metto le condizioni. la sicurezza dell'operazione e del parto. Se hai tante strutture sparse sul territorio con pochi parti, no? Devi avere tanto personale e non abbiamo il numero di medici e soprattutto di infermieri, non avremo, per garantire l'apertura. Allora devi chiamare i privati, i gettonisti. Se invece di averne 6 ne metti 3, forse riesci a coprirlo con il personale pubblico.